Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati, buona settimana, siamo qui subito pronti per commentare il secondo turno di questo fantastico torneo. Stiamo parlando del Tata Steel 2023, un'occasione ghiotta per vedere all'opera i migliori giocatori al mondo. Il torneo di Tata Steel è una tradizione fantastica. Ai tempi, prima di questo nome, quindi prima che lo sponsor cambiasse, veniva conosciuto come il torneo di Weekend, un po' come il Wimbledon degli scacchi, dove i migliori giocatori al mondo dai tempi di Kasparov si sono sempre confrontati per partecipare a questo fortissimo evento. Dopo 2 turni in classifica vediamo già un piccolo accenno di fuga, una doppietta, o meglio, una coppia di giocatori che dopo 2 turni si trovano in testa alla classifica con 1 punto e mezzo. Parliamo del giocatore olandese Anish Giri, insieme a lui il giovanissimo uzbeko Abdusattorov Nodirbek, con una vittoria, se non erro proprio in questo turno, o meglio, il turno precedente ha ottenuto una vittoria importantissima contro il numero 11, quindi contro Rapport, e quindi poi questi giocatori sono inseguiti da un gruppone a un punto che, come vedete, hanno effettuato 2 pareggi. Tra di loro spicca sicuramente Fabiano Caruana, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, così come Wesley So, e poi dei nomi poco noti, anche se sono stati un po' la rivelazione del 2022. Parliamo di Pragna, ok, è un cognome lunghissimo, però meglio conosciuto come Pragna, anche lui giovanissimo indiano, che così come Erigaisi, probabilmente del gruppo, nonostante l'elo di 2722, è colui che è meno conosciuto. Insieme a loro Levon Aronian, fortissimo giocatore armeno che l'anno scorso ha cambiato federazione, quindi gioca per gli Stati Uniti, è il campione uscente, ossia Jordan Van Forest, che con lui, insieme a Dingley Ren, si trovano a un punto. Però, come vedete, in questo tabellone ci sono delle scacchiere, dei quadrati, quindi quando io sto commentando questa partita ci sono ancora delle partite in corso, e stiamo parlando di Carlsen che sta affrontando con il nero il giocatore giovanissimo tedesco Vincent Keimer, e come vedete ha 3 pedoni contro 1 in un finale di torri. Ok, la posizione di Carlsen è molto promettente, quindi potrebbe in caso di vittoria aggiungersi alla doppia coppia, o meglio alla coppia Anish Giri con Nodirbek. Altra partita in gioco che sembra pendere dalla parte del bianco è questa qui, quindi Dingley Ren, che da bianco si trova con 3 pedoni contro un alfiere in un finale di torri. Ok, il giocatore che ha l'alfiere, nonostante tra virgolette l'alfiere sia molto più forte di 3 pedoni, ha difficoltà a bloccarli perché sono 3 pedoni uniti con il sostegno del re. Questa posizione, osservandola, vi dico che il bianco la vince 9 volte su 10. Sicuramente ci sono dei temi per difendere, così come anche dei temi furbi per creare qualche posizione di scaccomatto, perché se questo re andasse in una posizione scomoda magari correrà qualche rischio. Comunque sia, la bilancia sicuramente pende dalla parte del giocatore cinese, che in caso di vittoria scavalca tutti e si ritroverebbe a 2 punti su 2. Al secondo turno abbiamo visto un pareggio tra Wesley So e Erigaisi, quindi giovane promessa indiana, che così come Pragna, che ottiene un ottimo pareggio contro Aronian, si aggiungono a Van Forest, che ha pareggiato con Rapport. La partita che vi commento oggi è una partita molto bella, appena conclusa, o meglio si è conclusa 30 minuti, forse un'oretta fa, ed è quella tra Anish Giri, che da bianco riesce a sconfiggere un giovanissimo Gukesh. Abbiamo parlato nel 2022 di questo giocatore indiano che ha fatto parlare tanto di lui perché ha capitanato, o meglio, con i suoi risultati fantastici alle Olimpiadi, ha regalato alla sua giovane squadra una medaglia d'argento. Però è un giocatore che, così come ha fatto parlare molto bene di lui, ha fatto parlare di lui anche per qualche particolarità, nel senso, quando un torneo inizia bene lo conclude in modo fantastico. Quando un torneo inizia male, e ieri ricordiamo che comunque sia avuto un risultato negativo, spesso le cose vanno peggio. Vediamo un po' com'è andata questa partita, perché Gukesh attualmente
è l'unico giocatore che si ritrova a 0 punti su 2. D4, cavallo F6, C4 per il bianco, E6 per il nero, quindi apertura nimzondiana, questa l'abbiamo vista in più occasioni, dipende un po' come continuerà il bianco per assegnare un nome concreto a questa posizione. Il bianco, Anish Giri, che è famosissimo perché nel suo repertorio tra le tante aveva anche, ha anche l'apertura catalana, quindi un seguito con G3 e alfiere G2, ha deciso di giocare cavallo F3. Il suo avversario D5, quindi cavallo C3. Occhio, quindi quell'idea probabilmente che il bianco poteva far sembrare di avere, quindi di giocare alla catalana, e magari porterà a una posizione preparata. Il cavallo in C3 è una delle tante mosse possibili da parte del bianco e alla lunga potrebbe avere l'idea di sostenere una possibile spinta in E4. Non sappiamo bene come andrà la partita, quindi non sappiamo che tipo di posizione voglia raggiungere il bianco. Ci sono tanti modi per proseguire da bianco da nero, quindi questa qui la potremmo considerare come un gambetto di donna, e lo riconosciamo perché abbiamo questi due pedoni qui, uno in C4 e uno in D4, rifiutato semplicemente perché il nero ancora non si è pronunciato, non ha catturato in C4. La partita prosegue, alfiere B4, alfiere G5, tu da nero mi vuoi inchiodare un cavallo, io da bianco non sono da meno, inchiodo il tuo. Queste inchiodature sono molto interessanti perché hanno un ruolo, come vedete il cavallo bianco controllava la casa centrale E4 e quello nero lo stesso, quindi se il nero sottrae un controllo a questa casa al bianco, il bianco decide esattamente di fare lo stesso. H6 sulla scacchiera. Tendenzialmente, quando inchiodiamo un cavallo avversario, quando verremo poi attaccati, come in questo caso, per essere coerenti dovremo cercare di muovere quell'alfiere e cambiarlo contro il cavallo avversario. E così avviene. Alfiere per F6 la mossa giocata, donna per F6 sulla scacchiera, quindi E3. Arrocco corto per il nero e torre C1. Dettaglio interessante perché si vuole evitare una possibile doppiatura. Con queste posizioni, quindi torno una mossa indietro, vi dico che se il bianco continuasse in modo naturale, forse alfiere D3 perché vogliamo cercare di arroccare corto, cosa accade? Cosa cerca di fare il nero? Il nero cerca di far convergere i suoi pezzi sulle case nere, perché questo alfiere in B4 insieme alla donna, come vedete, si stanno coordinando sulla casa C3 e quindi non è da escludere che il nero prima o poi decida di giocare una spinta in C5. Questa spinta in C5 potrebbe avvenire adesso. Escludiamo la cattura perché dopo alfiere per C3 la posizione è molto complessa e molto difficile. Probabilmente la mossa più interessante per il bianco qui è spostare il re. Però quanti di voi, o meglio, quanti di noi in apertura vogliamo spostare il re e restare con il re al centro, soprattutto se ci troviamo di fronte un giocatore molto quotato con 2700 punti? Probabilmente nessuno. E quindi, se il nero vuole cercare di fare C5, il bianco decide con questo torre C1 di prevenire C5 cercando di mantenere una struttura solida. In caso di C5 siamo disposti eventualmente a catturare perché sul alfiere per C3 abbiamo questa torre che salva completamente la nostra struttura pedonale. La partita prosegue. Dopo torre C1, pedone per C4, l'alfiere riprende, parità materiale e chiaramente un pezzo bianco che va verso il centro e finalmente arriva questa C5. Il bianco decide di mettere il proprio re al sicuro e dopo pedone per D4 decide di giocare una mossa molto curiosa. Allora, premetto, purtroppo per Gukesh tutti stanno preparando delle novità teoriche da giocare contro di lui, quindi dovete sapere che la lista dei giocatori è stata pubblicata tantissime settimane fa e quindi tutti i giocatori hanno avuto il tempo di prepararsi sia da bianco che da nero contro i propri avversari. Probabilmente, come dicevo prima, in tanti si stanno preparando teoricamente contro Gukesh e in tanti stanno cercando di creare delle novità teoriche. Che cosa potrebbe mai essere una novità teorica? Diciamo che se io so che il mio avversario tende a raggiungere una posizione del genere, cerco di fare delle analisi, di approfondire quella posizione al massimo per sorprenderlo in apertura. Infatti in questa posizione dove Gukesh ha già dei precedenti perché questa posizione l'ha già giocata, il bianco decide di non giocare le linee principali che potrebbero essere la ripresa immediata del pedone, ma giocare questa intermedia con cavallo E4. Il cavallo
attacca la donna si sposta in E7 e anche qui Anish Giri, purtroppo per Gukesh, gioca una mossa molto bella che non è catturare il pedone mantenendo la parità materiale, ma dare la caccia all'alfiere di case nere. Il bianco non vuole che questo alfiere resti in gioco, il nero lo mantiene in gioco e a questo punto riprende. Con questa sequenza di mosse che cosa ha ottenuto il bianco? È vero che abbiamo un pedone isolato, però abbiamo fatto in modo che questo alfiere non si trovi su una diagonale pericolosa, o meglio, ha lasciato la casa D6, la possibile ritirata in D6, e in caso di D5 questo alfiere in D6 comunque sia non crea problemi o coordinazioni sulle case nere. Ok, direi che forse questo concetto non l'ho espresso nei migliori dei modi, però dal punto di vista pratico questo alfiere è importante che abbia lasciato questa diagonale, così non può rientrare né in difesa né collocarsi nella casa ideale di 6. Ok, forse spiegato in questo modo sono stato molto più chiaro. Torre D8 per il nero, torre C2, alfiere D7 e a questo punto torre 2. La torre da lontano guarda la donna nera e quindi questo permetterà al bianco con molta probabilità di spingere in D5. Se io spingo in D5 minaccerò delle possibili scoperte, dei possibili salti di cavallo, perché questa torre, come abbiamo detto, da lontano guarda la regina, gli dice e le dice: ok, io adesso ti attacco, farò qualche scoperta e peggio per te che ti trovi nella mia traiettoria. Alfiere C6 per il nero, donna C2 e dopo alfiere B6 arriva il raddoppio sulla colonna. Quindi se prima le intenzioni del bianco erano chiare, che da lontano voleva attaccare la donna del nero, con questo raddoppio sono ancora più evidenti. Re H8. E adesso facciamo attenzione, perché l'ideale per il bianco è senz'altro cercare di creare questa spinta. Non è così facile, perché il nero è stato lì, non è che è stato a osservare, è stato lì a preparare ed anticipare la spinta in D5. E qui il bianco gioca una mossa che il software sicuramente definirebbe come mossa geniale. Gioca questa qui. Guardate che strana, perché ovviamente è un sacrificio, questo cavallo potrebbe essere catturato ed in partita è stato catturato. In caso il nero decida di non catturarlo, questo cavallo potrebbe essere sacrificato in F7 per poi entrare di cattiveria con l'alfiere, oppure io sacrifico in E6 il mio alfiere per poi entrare di cattiveria con il cavallo. Ricordate che finché abbiamo l'iniziativa io sono sempre in grado di sacrificare un pezzo leggero per due pedoni. Non meno importante, la donna insieme al cavallo silenziosamente minacciano questo scacco matto in H7, quindi se poi il mio avversario è superficiale, boom, scacco matto immediato e tutti a casa. Quindi in caso di G6, come vi dicevo, un sacrificio in E6 o in F7 chiaramente dà tanta iniziativa per dire che il bianco stia sicuramente meglio. In partita è andata così, questo cavallo è stato accettato, torre per E6, silenzio, cala il sipario sulla partita per questo spettacolare sacrificio di pezzo. Ho sacrificato un pezzo prima, ho sacrificato una torre adesso, e se questa posizione non fosse stata analizzata in profondità, chiaramente il bianco avrebbe una posizione persa. È indicativo il tempo di gioco, in questo momento Anish Giri da bianco ha 30 minuti in più. Significa che, raggiunta questa posizione con un'ora sull'orologio, significa che già conosceva le idee ed era certo di quello che stava giocando. Il nero accetta, il bianco riprende e qui considera che non ci sia di meglio che restituire la donna. In caso di spostare la donna in F7, ciò che accadrebbe è che semplicemente cavallo G5 attacca la donna, minaccia matto, obbligherebbe una mossa passiva quale torre G8 e di continuazioni vincenti ce ne sono tante, tra cui la spettacolare torre H6. Scacco, ti obbligo a catturare, ti elimino la donna e purtroppo per il nero, che in questo momento ha tanto materiale per la donna appena sacrificata, non può avvenire la cattura per via del matto in 2. Scacco, ti sposti, donna F7, scacco matto. Tornando dunque alla partita, donna per E6 probabilmente è stata la mossa che controvoglia il nero è stato costretto a giocare. Alfiere per E6, alfiere per F3, chiaramente si cerca di semplificare il più possibile e anche qui partita geniale, mossa geniale da parte del giocatore olandese.
che posticipa la cattura in F3 con un colpo tattico quale Donna F5. Donna F5 è geniale, se prima le mosse erano fantastiche, questo Donna F5 è stupendo. Qual è l'idea? L'idea potrebbe essere Donna per G5 e matto con Donna H4. Questa partita è veramente bella e sono contento che si sia verificata al secondo turno. Per quale motivo? Perché la sto commentando io. Allora, alfiere 4 per il nero, Donna per E4 e su torre per D4 e chiaramente il nero ha una imminente minaccia di matto. Pericolo, ma non tantissimo, perché Donna F3 per il bianco ripropone la minaccia di matto sulla colonna H, minaccia l'ingresso in F8 e tra qualche mossa, come vedremo, arriva lo scacco in resisposta, alfiere F5 scacco in resisposta e dopo alfiere C2 non resta altro che stringere la mano. Stringere la mano è la tipica frase che significa ok, devo abbandonare, riconosco la sconfitta e il partitone da parte del mio avversario, non c'è di meglio. Quindi in questa posizione la minaccia potrebbe essere Donna F5 minacciando matto in H7 o G6. Ok, matto in G6 è in una, in matto in H7 bisogna costruirlo un po' di più. Donna H8 o Donna per G7. Tra l'altro questi tre pedoni non stanno lì a guardare perché eventualmente potrà cercare di spingerli per aiutare la creazione della gabbia della rete di matto. Dall'altra parte, ciò che dispiace è vedere questi pezzi che sono pronti per la prossima partita. Posizione iniziale per loro e chiaramente il cavallo, finché è inchiodato, non permetterà all'altra torre di rientrare in gioco. Partita stupenda da parte di Anish Giri e la rivediamo. Quindi, se da prima probabilmente il nero poteva pensare al rientro in una catalana, si raggiunge questa posizione molto bella in cui il bianco decide di posticipare la cattura del pedone D4 giocando due intermedie, una più bella dell'altra. Cavallo E4, attacco la donna, tu ti sposti, A3, ti voglio mangiare l'alfiere, tu ti sposti e a questo punto riprendo. Lo sviluppo del nero non è così facile e infatti il bianco riesce realmente a confutare l'apertura dell'avversario con questa manovra abbastanza strana. La torre dalla C si sposta in modo particolare in linee 2, arriva il raddoppio delle torri finché questa idea fantastica con cavallo G5 fa crollare il gioco e la posizione del nero. La preparazione di Anish Giri impeccabile e il povero Gukesh è caduto in un'altra preparazione teorica. Qui è stato costretto a sacrificare la donna, Donna F5 intermedia molto bella, a questo punto Donna per E4, Donna F3 difende il matto, ti minaccio matto e ti minaccio l'ingresso in F8 e dopo G4 Donna F8, quindi alfiere F5 scacco per poi ritirare in C2 e a questo punto la partita è andata. L'invito a seguire come sempre i social di Matto Scacco, domani ci ritroveremo con un'altra partita. Ciao a tutti!